Ancora scontri e tafferugli in una Roma blindata, stavolta per la protesta lanciata dal movimento Io Apro, manifestazione non autorizzata dalla questura ma che si è tenuta ugualmente. Negata la piazza davanti a Montecitorio, il sit-in si è concentrato in piazza San Silvestro, dove nel pomeriggio si è registrato il lancio di petardi contro le forze dell'ordine, schierate in tenuta antisommossa. Tanti veneti scesi nella capitale con van e mezzi privati, alcuni rimarranno anche domani in una sorta di presidio permanente. Imprenditori che prendono le distanze dalla violenza ma ribadiscono l'intenzione di non mollare la presa, il fronte trasversale dalla ristorazione al fitness. Ci siamo uniti, abbiamo capito che solo con l'unione riusciamo a ottenere qualcosa e noi siamo qua anche oggi, anche se ci hanno preso un po' in giro, o meglio ci hanno tolto la piazza all'ultimo, solo perché hanno capito che siamo in tanti. Ma noi non molliamo e noi siamo qui ancora e andiamo avanti. Come la settimana scorsa, le tensioni sarebbero partite da frange estremiste che poco avrebbero a che fare con le imprese e le loro ragioni, come evidenzia anche Andrea Penzoaiello, presidente di Veneto Imprese Unite, sodalizio che a metà pomeriggio, visto il clima, ha abbandonato la piazza. Prima però a mezzogiorno una delegazione aveva incontrato il sottosegretario all'economia Claudio Durigon, ricevendo delle precise rassicurazioni. In primis la moratoria sui mutui che verrà probabilmente prorogata fino a fine anno, così come qualche provvedimento arriverà sicuramente per quanto riguarda gli affitti. Si parla di credito d'imposta prolungato anche per il 2021 e si è accennato anche a un fondo affitti. Questi gli impegni dell'esecutivo, ma la piazza freme. Non siamo partite IVA, siamo persone, siamo famiglie, gli slogan di una protesta che non sembra essere finita qui. Siamo chiusi, non incassiamo e non riceviamo niente dal governo. Come dobbiamo andare avanti?